Emma Marrone, perché in Italia puoi fare un figlio solo con un uomo? Preferisci il cavallo? Allora, cioè, già mi fai 64 notifiche, poi ti tieni per te i segreti, allora tienili pure per te. Va bene. Hanno cercato di farci fuori, ovviamente non la redazione, ma altri hanno cercato di farci fuori. Ci hanno voluto proporre una fascia oraria differente, ebbene noi l'abbiamo accettata pur di rimanere qua. Quindi quando per una settimana Lollobrigida fa cazzate, il risultato è questo, non hai materiale. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Vogliamo il ripristino del reddito. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane. Siamo tutti eredi del Duce. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Vabbè ragazzi, non si sa come, siamo ancora qua. Adesso non da ciudad di libertà. Barbari eleganti. buon pomeriggio, anzi buona Schlein a tutti, bentornati qua su Radio Libertà. Qui con voi c'è sempre Gazza a farvi compagnia insieme al buon Marco Rubeo. Buon pomeriggio a tutti. A Tancredi che è tornato in radio. Ciao a tutti, torno dalla scorsa volta. E a Filippo Leoni che anche lui è tornato. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Bene, una splendida settimana, danno neve, però non l'abbiamo ancora vista. E siamo grazie, È vero? No, questo qua è un attentato. Che gaff! Questo qua è un attentato. Guarda, non ti commento. Io che cercavo di far finta di nulla fuori in questo modo. Neanche salutato. Io che cercavo buonasera Vittorio, dici pure. Ah no, scusa, se scogna. È la voce del comitato. Ovviamente. È la voce di chi? Del comitato dei fatti vostri. Ah, ok. Oh madonna. Bene Scogna, dove sei di bello? Buonasera a tutti, anche se non sono ben voluto, però mi ritrovo qua. Ma certo che sei ben voluto, Vittorio. Sì, l'abbiamo Figurati. fatto apposta, ma figurati. Andate a cagare tutti e due. Guarda, sapevamo che eri collegato, che ci avresti chiamato, ovviamente. Anche oggi sulla tangenziale, Scogna. Cosa ci vai a fare ogni lunedì pomeriggio? Cosa si dice lì? Sì, sono sempre sono in autostrada, non in tangenziale. Ah, ok. Tra l'altro, autostrada che questa mattina era completamente bloccata per un assalto a un portavalori. Sì. Purtroppo non sono riuscito a recuperare nulla, peccato, sarà per la prossima. Bene, ma che cosa ci stai facendo in tangenziale, Scogna? Perché vai in non sono in tangenziale? tangenziale, sei fissato con sta tangenziale, Gazzola. Io, a differenza tua, Posso non dire vado che in è strano questo tangenziale. Vittorio? Sì, è vero, Vittorio non me lo ricordavo così. Me lo ricordavo un po' più simpatico Vittorio, invece si vede che la tangenziale gli fa male. Si vede che quando va in tangenziale non ottiene mai quello che vuole. No, esatto. Dovrebbe cambiare con le strade provinciali più che in tangenziale. Bene. Che cosa ha fatto Milei? Già il prima settimana di Milei, quanto è passato ormai dalle sue elezioni? Un paio di settimane, no, in realtà 3-4 ormai. E ha già cancellato tutti i ministeri che aveva detto che avrebbe cancellato. Complimenti. Quindi, prima promessa mantenuta. Prima e ultima probabilmente. Però manca ancora un po' di tempo, no? Sì, però prima di parlare di Milei, Scogna, tu puoi anche vederci, per caso? Sì, in qualche modo. Ok, allora bene, Non ora, molto legale. bene, ora puoi chiuderti. Allora, fai finta di non vederci. Allora, io questo weekend, come avevo detto che avrei fatto, sono stato in Bulgaria e ho portato un bel souvenir al signor Gazzola. Souvenir che peraltro mi è costato molto di più di tutto quello che mi è costato il resto del viaggio. E una cosa che secondo me al signor Gazzola piacerà, visto le sue simpatie politiche, e quindi volevo consegnarglielo ora e farglielo indossare in diretta
in diretta Barbari Eleganti. Penso che Prego. sia la roba più trash, Perché giusto per non so chiudere. se lo sapete, cari telespettatori, Ma ascoltatori, dimmi un ma attimo la una cosa. Bulgaria per quasi 50 anni è stata una repubblica sovietica. Ma se mi metto questo colbacco, no? Sì. Mi rubano anche i capelli. Quelli già non li hai più. Va bene. Oh, Hai visto? tipo Eccolo auto in qua. coronazione. Ecco. Autoincoronazione. Come Napoleone. Come Potrebbe Napoleone. essere benissimo la corona d'alloro della laurea, invece mi tocca mettere Tra un po', dai, tra un po'. questa qua. questa- Dici che la laurea si allontana sempre di Sì, più? penso Ma che- come mai si allontana sempre di più? No, lasciam perdere, lasciam perdere. Lasciamo bene così. perdere. Bello, comunque complimenti. Bello. Complimenti a me per averlo Salutiamo per gli averlo amici comprato. animalisti, specificando che si tratta ovviamente Sì, di non è pelo animale, è finto, no? sintetico. Può di È essere, sintetico, sì, sì. chiaramente. E non è made in Cina. Non è quindi made in Cina, è questo made questo in è Italy, importante. come direbbe il buon Rosa Chemical. No, che tra l'altro, non so se voi avete visto i vostri Wrapped di Spotify che stanno girando tanto, queste ragazzine che su Instagram condividono le loro top di Spotify, di cui giustamente ce ne frega il giusto, e ovviamente con musica molto molto bella e molto molto importante del calibro di Shiva, Anna Pepe, insomma, qualità. Non so chi avevate voi nel vostro Wrapped di Spotify. Io nella mia top 10 delle canzoni più ascoltate avevo Rosa Chemical con Made in Italy, tutta colpa di Vittorio Le Donne. E tra l'altro per colpa invece di Gazzola avevo Furore di Paolo e Chiara, sempre nella mia top 10. Rosa Chemical al 7° posto, Furore di Paolo e Chiara al Almeno ti 9. porta un po' di qualità, no? Certo. Bene. Certo. Certo. Passiamo oltre che è meglio. Allora, notizie della settimana. Notizie della settimana. Allora, questa sarà una puntata molto leggera, anche perché questa settimana Lollobrigida non ha fatto fermare nessun treno e quindi non abbiamo tante notizie da darvi. Tra l'altro mi ha fatto ridere sull'aereo perché ho pensato, ma metti che sei Lollobrigida e sei sull'aereo, se tipo prendi l'aereo da Roma per andare in Sicilia e dici, ma secondo voi se in quel momento avesse dovuto inaugurare qualche parco con qualche albero a Caivano, secondo voi avrebbe fatto atterrare l'aereo all'aeroporto di Ciampino? Sarebbe dipeso dalla compagnia, se fosse privata o pubblica. L'amministratore delegato di Ita Airways, magari. Ita Airways probabilmente sì. Allora, io in realtà non volevo parlare di questa cosa, ma quando sono arrivato qua, il buon Phil mi ha detto, dobbiamo parlare di Vannacci. La notizia della settimana. Voleva proprio parlare di Vannacci, la notizia più importante della settimana. Assolutamente sì, perché è di questi giorni che il generale Vannacci è stato promosso, diciamo, anche se secondo il ministro non è una promozione, una vera e propria promozione, certo, all'ufficio del capo di Stato Maggiore dell'Esercito nelle funzioni operative, no? Crosetto ha risposto che non è una promozione, però di fatto è un incarico che lo avvia, diciamo, a quella che è il reintegro della sua carriera. Notizia altresì di questi giorni, di questa giornata, che l'esercito ha avviato quello che era il procedimento per il libro diffamatorio, secondo molti, del generale Vannacci. Ecco. Certo. Mi spiace, per molti generali che invece hanno rispettato le istituzioni della Repubblica e non hanno avuto nessuna promozione. Però il generale Vannacci ha pubblicato questo libro, ha fatto fortuna. Diciamo che non hanno scritto nessun libro su Amazon. Senza bravo editore. Phil, dillo, bravo, bravissimo. Cosa c'è, Scogna? No, stavo applaudendo a quello che stava dicendo il Phil. Grazie Scogna. Tu cosa ne pensi di Vannacci, Scogna? Allora, tutto sto clamore per una persona molto probabilmente analfabeta che sta facendo ma c'ha che 4 sta facendo lauree. soldi vendendo libri ad altri analfabeti, e questo è il punto. Forse sì, però non puoi Il dire che è punto è analfabeta. Il generale Vannacci ha 3 o 4 lauree, mi pare, poi si vede da come si esprime. L'Accademia l'ha fatta. Per arrivare ai livelli alti dell'esercito devi essere una persona istruita. Giusto? Ora puoi ridere. È una persona che sta facendo i soldi con gli analfabeti, e questo a me mi va anche bene. Come Vabbè, ma quello lo facciamo anche noi come con i barbari. Una cosa in comune c'è, non è vero, Vanna Marchi, i coglioni vanno inculati, ed è quello che sta facendo lui. Detto questo, un po' di moderazione. Io la penso esattamente come Vanna Marchi, però un po' di moderazione. No, ma io ho fatto una citazione, non ho detto nulla di
mio, è solo una citazione, è quello che secondo me sta facendo, e concordo con quello che dice il Phil. Tanti generali per bene che fanno il loro lavoro sono sempre lì e non hanno promozioni o scatti di anzianità. Lui, per aver scritto 4 stronzate in un italiano molto criticabile, invece ha una promozione. Vabbè, contenti voi. Allora, io vorrei spezzare qui in diretta una lancia in favore del generale Vannacci. Ognuno la può pensare come vuole sul suo libro, va benissimo. Però mi fa molto ridere che tante delle critiche che avrebbero di persone che avrebbero voluto censurarlo per quello che ha detto, arrivino da persone che hanno detto assurdità peggio delle loro, cioè arrivano dalle stesse persone che vengono a sostenere che esistono più di 2 generi, e già qui fa già ridere. Quindi io vorrei dire, sì, è discutibile quello che ha scritto, però non è nulla di assurdo se pensiamo che le stesse persone che lo criticano sostengono queste assurdità. Beh sì, è sempre... Adesso è un paragone un po' assurdo, però è sempre quando... quella sorta di onestà intellettuale che si vede quando i comunisti criticano i fascisti, nel senso, siete un po' 2 facce della stessa medaglia, ci dovrebbe essere di mezzo il buon senso, non un estremo di idiozia contrapposto a un altro estremo di idiozia. E nulla. Sì, però questo è anche la politica, no? La cosa Certo. peggiore è proprio che anche il Parlamento, il governo non è riuscito talvolta a prendere una decisione, a dare un riscontro efficace, effettivo, no? Perché se nel 94 la magistratura ha sostituito il Parlamento, oggi lo fa l'esercito, ed è gravissimo. Beh, diciamo che la magistratura lo fa tuttora. Sì, diciamo che purtroppo è Poi, continuato purtroppo in molti casi, non ha mai però fermato diciamo quella cosa che... lì. Gaz, tu che di giustizia te ne intendi tanto, visto che dai esami su esami all'università. Ma va come sfotte questo? No, Ma va come solo sfotte? perché non ho No, ancora ma iniziato no, la ma no, sessione assolutamente. invernale. Sì. Che simpaticone. No, vabbè, allora è discutibile quello che ha scritto, può piacere, può non piacere, però non mi sembra che poi la promozione sia stata chissà che cosa. Cioè alla fine è sempre una roba interna all'esercito, il dato di fatto è che comunque viene reintegrato, cosa che prima si era messo, non dico in aspettativa, però era stato sospeso appunto, no, Beh, ma tanto ha quindi guadagnato 1 milione di euro con quel sì, ha libro, fatto il quindi... suo libro che può piacere, o non piacere. Certi temi che lui ha toccato nel libro secondo me sono anche condivisibili, però devo dire che io tutto 'sto clamore che si è creato, secondo me andrebbe indirizzato più su altre cose magari più attuali, visto anche che ci avviciniamo a un appuntamento importante che è quello delle europee. Sì, Perché poi certo. a queste a giugno, quando andremo a votare il 9 giugno, potremo veramente ci sarà possibilità di cambiare tutto un sistema che si è radicato negli anni e che è da sradicare. Quindi, secondo me, il tema che dovrà essere affrontato da qui in avanti, più che Vannacci, non Vannacci, è appunto questo qua: dare risonanza e portare a andare a votare chi in questi anni ed è rimasto deluso dalla politica. Certo. Benissimo, ora piccola pausa e poi torniamo dopo. Ora Wheeler Walker Jr. con Born to Fuck.
Rieccoci qua su Radio Libertà. Bene. Con Wheeler Allora, Walker Jr. e la sua bellissima canzone Born to Fuck, che non c'è bisogno che io vi traduca cosa significhi. Allora, gatto scomparso, indagata la moglie di Frassica, avrebbe lanciato sassi contro la casa dei vicini. È certo. Nessuna traccia del gatto Hiro, ma arriva un avviso di garanzia per la moglie di Nino Frassica, l'ex pornostar Barbara Exignotis, già nota come Blondie, finita nel mirino della procura dopo la denuncia arrivata dai vicini di casa della famiglia del popolare comico italiano. Nel corso degli ultimi giorni, nei quali è stata aperta la caccia al gatto Hiro sparito all'inizio di settembre a Spoleto, dove l'attore si trovava per alcune riprese televisive, la moglie dell'attore, ma anche la figlia della donna, è finita nei guai e risulta indagata per stalking e diffamazione. La querela sarebbe arrivata da una famiglia che abitava vicino alla casa di Frassica. Ma detto ciò, sbaglio o qui c'è scritto che Nino Frassica è fidanzato con un ex, che è sposato con un ex pornostar? Anch'io questa cosa non la sapevo. Io ho ancora questa visione di Nino Frassica in Don Matteo. Esatto, Io immagino il maresciallo dei carabinieri che ma anche perché sta con certo non l'ho mandata io sta notizia, quindi vi confesso che sto leggendo l'articolo per intero per la prima volta. Vi giuro che non avevo idea che Nino Frassica, secondo me c'è lo zampino di Scogna, fosse sposato con un ex pornostar. Scogna, tu la sapevi questa cosa? Io la sapevo perché sono un grande fan di Nino Frassica e di Don Matteo, quindi conosco bene quel mondo. Certo. Fatto di preti che tirano cazzotti e di pornostar. Quindi... Ma intendi Don Matteo? Sì, comunque non si discosta molto dalla realtà. Ci tengo sempre a dire questo. E cosa ne pensi della scomparsa del gatto e del fatto che sia indagata sua moglie? Pensi che questa ex pornostar possa essere, insomma, in qualche modo... Non me frega un cazzo, possono anche esserselo mangiato, non mi interessa. È una notizia rilevante. Cioè, veramente, tra settimana scorsa che hai insultato, per modo di dire, una delle più grandi... Però, vedi l'assurdità di Scogna, no? Cioè, prima si parlava... No, ma ascolta, stavo ad ascoltare, perché prima si dice i comunisti che insultano i fascisti e viceversa, no? È un'assurdità vedere tutte queste cose. Prima abbiamo parlato di Vannacci e Scogna subito si è incazzato, abbiamo sentito inveire contro Vannacci, contro i suoi seguaci, e adesso dice che questa notizia è rilevante. Adesso dice che sta notizia è rilevante. Anche Vannacci è rilevante per noi, cioè chi se ne frega. Capisci? Cioè, 2 pesi 2 misure, Scogna, non è che si può sempre... Scusate, l'argomento Vannacci non l'ho tirato fuori io, l'avete tirato fuori voi, quindi non mi sembra così tanto irrilevante. Gazzola, allora fuori te, l'ha tirato fuori Filippo Leon, noi ci dissociamo. Credi, questa è la verità, ragazzi. L'ha tirato fuori Filippo Leone, Tancredi. Vabbè, qualcuno ha tirato fuori Vannacci di Scognamiglio, capito? Cioè, è lì che sta il fatto. Scogna un po' il dalemiano, no? È quello che lancia l'amo, poi tutti abboccano. Non sono io il comunista, Hai capito? Ma neanche D'Alema è comunista. Cioè, insomma. Infatti sta guidando su una Lada in tangenziale con la neve, col bacco. Esatto. Bene. Bene. Allora, Gaz. Allora, una notizia interessante. Sì. È questo, il politicamente corretto ora è un problema. A quanto pare la Disney prepara il dietrofront. Dopo aver visto la Sirenetta, ma no, volevo dire la Sirenetta. Ha usato la E-word. Mi è venuta questa è da così. censura, ma questa è roba da censura, è da denuncia. Io ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato del tutto il programma. Mi si è un attimo incartata la lingua, capito? Dopo aver fatto la Sirenetta, tutti quei film lì, tutti quegli politicamente animali corretti, adesso stavano pensando a fare dei cartoni animati sul gender fluid, dove c'erano la Biancaneve e i 7 nani che però non sono 7 nani, esatto, perché se dici nani o ci sono dei nani, di offendere i nani e... le persone affette da nanismo, quelli che soffrono di patologie, è incredibile. che tra l'altro è ancora peggio, perché ci sono un sacco di attori
affetti da nanismo che non possono lavorare perché non li chiama mai nessuno. Figa, per una volta che c'era un ruolo per dei nani, non li fanno recitare perché dicono che poi magari si offendono. Ci sono degli attori nani che sono tanta roba, cioè io adesso non mi ricordo No, i nomi è di vero. quelli lì, però Ce n'è quelli uno di poi Hollywood... che appare sempre nei film di Babbo Natale. Sì, coi ma baffi. adesso che c'è... Game of Thrones è che è sempre lui, tra l'altro. Esatto, cioè, quindi voglio dire. Vabbè, comunque, fatto sta che la Disney a quanto pare si è accorta che questo politicamente corretto inizia a non pagare più e quindi, tra l'altro c'è scritto Disney, vabbè. e quindi adesso a quanto pare stanno cercando di fare dietro front. Hanno avuto anche un battibecco con Elon Musk perché Elon Musk si lamentava che siccome non gli pagavano più la pubblicità su X, quindi devo dire che si sta incartando tutto quel mondo fatato che stavano Woke. cercando di tirar su, quel mondo cosiddetto appunto woke. Tancredi, cosa ne pensi? Allora, tralasciando che l'attore nano di Game of Thrones, se non sbaglio, è proprio lui il primo ad essersi lamentato della questione. Infatti un altro attore nano poi ha detto va bene tutto, ma lui non è il re dei nani, adesso noi vogliamo poter lavorare e così lui ci ha tolto 7 posti che erano per vero. noi. Ma Come Pier Francesco Favino con tutti gli attori italiani. esatto. Che ormai i ruoli li interpreta tutti lui. Tutti È il lui. monopolio. Il monopolio, è vero. Ma oltre a questo, tiro fuori una piccola cosa. La Disney qualche anno fa, nel 2021 se non sbaglio, si era opposta in Florida a Ron DeSantis, il governatore repubblicano, che tra l'altro adesso è candidato alle primarie del Partito Repubblicano. Con poche possibilità, aggiungerei. E ha poche possibilità perché vincerà ovviamente Donald Trump. Io spero in DeSantis. Però, appunto, DeSantis aveva fatto una legge relativa all'istruzione che era stata chiamata Don't Say Gay, non dire gay, perché non c'era un motivo, l'hanno strumentalizzata apposta. Questa legge in realtà semplicemente impediva di fare l'educazione sessuale ai bambini sotto gli 8 anni, che mi sembra una cosa più che normale. E la Disney aveva attaccato la Florida di Ron DeSantis proprio per questo. E quindi ora che gli incassi vengono meno e devono fare dietro front sul politicamente corretto, posso dirlo, io godo. Sì, questo è anche questo è lo stesso mondo, scusami Marco, che vuole le auto elettriche che nessuno poi si compra, che rimangono nei parcheggi che nessuno si compra, esatto. che sono costrette a regalare praticamente. Sì. Vabbè, Scogna invece tu che dici? Che finalmente se ne va fuori dalle Esatto. scatole. Sì, adesso me ne vado fuori dalle balle. Nulla, mi è piaciuto l'intro fatto da Gaz, spero che comunque gli arrivi una querela, ma in ogni caso potrei portargli le arance in carcere, perché mi è piaciuta l'introduzione. Ti è piaciuta? Grazie. Sì, bravo, coraggioso. Ogni tanto, vedi. Ogni tanto, tra le tante battute, qualcosa azzecca. Esatto. No, nel senso che è un qualcosa, il politicamente corretto, che è risultato controproducente per le loro tasche. Vero. E per i loro stessi scopi. Quindi, nel senso, io ho sempre creduto che fosse un qualcosa di controproducente e il tempo mi ha dato ragione. Quindi sì, ma anche perché stanno facendo un sacco di flop i loro film al cinema. Sì, ma poi anche la per questione, questo, oltre al politicamente corretto, è perché stanno facendo uscire delle cagate mostruose. Quindi... Certo, tra cui ma infatti la sirenetta, assolutamente sì. Ma infatti poi nell'articolo si dice che si sono resi conto che forse dovrebbero fare in sostanza meno politica e più contenuto, però contenuto come esatto. una volta di livello, non seguire le mode dell'LGBT, o fare dei remake di vecchi classici con gli attori di qualche carnagione diversa. Insomma, ma quanto erano belli i cartoni Disney di una volta, quanto erano belli i vari Pinocchio, Peter Pan, Biancaneve, Cenerentola, La Bella Addormentata nel Pinocchio bosco. non l'hanno fatto, almeno non ancora. No, Pinocchio nero non ancora. E con questo Pinocchio nero sì? Pinocchio Debano. Pinocchio Debano. Allora, vabbè, salutiamo Scogna che finalmente se ne va via dalle balle.
Ciao Scogna, Ciao buona Scogna, Schlana anche a facciamo te. un po' di pausa e poi David Bowie con Mick Jagger, Dancing in the Street. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio. Rieccoci, che pezzaccio, che David pezzaccio. Bowie e Mick Jagger, Dancing in the Street, grandissimo Mick Jagger con i suoi Rolling Stones che nonostante sia lui che il buon Keith abbiano entrambi 80 anni, l'anno prossimo partono con un bel tour per tutti gli Stati Uniti, ancora in sella e ancora insomma a cavalcare i palchi e gli stadi di tutto il mondo. Piccolo sponsor. Piccolo sponsor, no vabbè io sono un fanatico. Magari. Esatto, magari, no, io sono un fanatico di Ma quei a due proposito signori, di quindi... musicisti, cantanti, ieri c'è stata una notizia importante, cioè sono usciti 27 nomi di Sanremo. Vero. Poi io so che il 90% degli ascoltatori e anche qua dentro non lo guarderanno, però insomma... Io lo guardo. Tu lo guardi? Sì, io sono un italiano medio. Sì, in realtà me ne vergogno perché so che è una cosa brutta, mainstream, che è tutto un giro di soldi, è tutto già pilotato, almeno quello che la maggior parte della gente pensa. Non lo do come notizia assolutamente lo vogliamo. facendo passare il fatto che sia vero, però è un fatto che tutta la gente pensi con anche qualche giusto sospetto che sia tutto pilotato, che sia tutto un business, che è una roba mainstream, poi che prenda sempre delle connotazioni politiche
quando non dovrebbe prenderle, però non c'è niente da fare, ragazzi. Io sono un italiano medio e io Sanremo lo guardo. Più che Lo altro so, sarà me ne vergogno, più che ma è altro così. sarà l'argomento di discussione per un mese, ecco, Esatto. salvo guerra, ecco, salvo altro Esatto. scoppio di... Esatto, E esatto. comunque ci sono dei musicisti che si chiama, anzi una band che si chiama Negramaro. Vabbè, ma dai, io vorrei ma dirlo. cazzo, ma Io vorrei dai. dirlo. Così si può dire. Se seguiamo politicamente corretto, vedi, io non posso dire negro, però avevano gli No, cantare Negramaro. Ecco, ha detto comunque. L'ha detto ma tra l'altro vabbè. bravi Negramaro, sono E poi c'è anche Nannini, cioè capito? Gianna Nannini, Gianna Nannini. Nannini, Ma dai, no, è ti un attimo prego, passare, ti aggiungere prego, un ma- N, ma togliere per un R. favore, per favore, Insomma, per favore. Mamma mia, e poi mamma c'è il mia. 3. Quindi chi sono i cantanti? Fiorella Mannoia. Vabbè, tanto per cambiare, vabbè, però ed è sempre è- brava, dai, una delle poche se- tra questi che sa Se non cantare ti annoia davvero. va bene. Joliet, Giusto per portare un Joliet, po' di che napoletanità non è a di Parigi ma Sanremo. di Napoli. Esatto. D'Argent D'Amico, che dopo aver fatto fuori Morgan a X Factor insieme Esatto. a Fedez, Emma, che ormai sta partecipando praticamente tutti gli anni, Fred De Palma, Hit estiva estiva a Sanremo, 20 anni, dopo che c'è andata, come si chiamava quell'altra, Ana Mena, Ana Mena, adesso c'è anche Fred De Palma. perché l'ha menato, giustamente. No, Poi ma dai, Angelina abbiamo parlato Mango. della violenza sulle donne, No, non puoi fare infatti, queste battute veramente no, squallide. lei a lui, capito? Ana, perché Ana, Mena. appunto, però. Angelina Mango, Angelina Mango, grande anche lei. la Sad, Anche lei. La Sad. La Sad mi sembra un po' da bimbi minchia, però, cioè, chi è? No, sono tipo dei mezzi punk che dicono ok. noi faremo scandalo a Sanremo come mai prima d'ora, cosa che hanno detto in ordine i Maneskin, Rosa Chemical, Achille Lauro, cioè ogni anno arriva qualcuno che vuole Arriva fare qualcuno. scandalo e puntualmente non lo fa, però Rosa Chemical, Poi- ripetiamo, tanta roba la sua Made Poi in c'è Italy. Diodato e che aveva già Diotolto. vinto nel 2020 con Fai Rumore, molto carina. Il 3 3, che non so chi cazzo non c'è sia. 2 senza il 3. Gainek, Rengenek, vabbè, li conosciamo, Storie di Sanremo. sono bravi, loro piacciono storie, molto alle loro signore storie. di mezza età. San Giovanni, un che altro non è il santo, ma è, no, è quello che canta. Direttamente da canta, Da- vabbè. Sesto. Il sesto. Anzi, San Giovanni arriverà a sesto, perché il Assolutamente. sesto San Sesto Giovanni. San Giovanni, Allora, io poi c'è. dico, facciamo una petizione per far cantare a San Giovanni una canzone su sesto, Su a sesto. sesto. A sesto, Mi esatto. sembra legittimo. Al Carro Ci Ponte, può stare, dal bellissimo Carro Ponte. Carro Ponte. Alfa, che vabbè lo conosciamo per bellissimissima. TikTok, pensavo, Il volo, anche loro mai stati a Sanremo, mai stati, Sempre in mai. volo, giustamente volando. Ma devi fare battuta No, per ogni nome. Assolutamente no, però ecco. Alessandro Amoroso che non firma gli autografi quando gli chiedono perché altrimenti dovevi firmarli a tutti. Esatto. Gazelle, che io non sapevo neanche chi siano, non li ho mai sentiti, però a quanto Ma pare aspetta, hanno riempito ragazzi, San Non Siro. adesso con l'India non- hanno fatto la storia dell'italiano, può essere gusti, però veramente. No, Io di non infatti conoscerli, sto scherzando, io conosco l'Indy. Leggi quello dopo. Io conosco l'Indy, sono andato anche a vedere Tommaso Paradiso Sì. settimana scorsa, quindi l'Indy Indy. italiano un po' lo conosco. I Negramaro che piacciono l'hai tanto detto, l'hai piacciono detto. tanto a Gaz. Ma Assolutamente per favore, sì. ma perché devi fare queste battute? Assolutamente Ma non fanno né sì. ridere né sono... No, aspettati, cioè, veramente. aspettati una querela domani da gente come Parenzo o altri che non citiamo gli diranno altri, per Radio favore." Libertà parlano di Negramaro e quindi Io chiedo scusa, io di solito chiedo scusa alla redazione, stavolta chiedo scusa ai si è anche telespettatori spaccata la perché sedia, veramente capisci? sta puntata è squalida, veramente proprio non Vabbè. mi piace. Irama, Irama, anche lui prima volta a Sanremo, non ci è andato tipo 7 volte negli ultimi 5 anni. Rose Villain, che vabbè, conosco qualcosina, però vabbè, non è il mio genere. Mahmood, anche lui mai stato a Sanremo e soprattutto mai vinto. Loredana Bertè, anche lei quella che vorrebbe essere un po' la Madonna italiana, ma non c'ha né la voce né il fisico di Madonna. Chiedo scusa a Loredana Bertè, ovviamente. Chiediamo scusa a Madonna. Chiediamo scusa a Madonna per il paragone. Mamma mia. The Colors, presto che non resisto, Italo Disco, e Sanremo non è decisamente Ibiza. Solo per quelli. Solo per quello. Big Mama, va bene, non è il mio genere. Gali, non è il mio genere. Annalisa, decisamente non è il mio genere. Mr. Rain c'è stato già l'anno scorso, bravo. Che farà di tutto per arrivare secondo di nuovo. Sì. Mannini, Il più famoso. E poi Dulcis in Fundo, i ricchi e i poveri, che sono rimasti in due, non so cosa
cosa canteranno, però... Libera un ricco, un povero. Esatto. Però Assolutamente. vabbè. Ovviamente alla serata cover, come l'anno scorso, cioè quest'anno, i cugini di campagna hanno cantato Anima Mia alla serata cover, cioè giusto perché devono sempre ripetere che hanno una sola canzone nel repertorio. I ricchi e poveri ovviamente alla serata cover, faccio questo pronostico, canteranno Sarà perché ti amo. Ve lo dico già, faranno un medley con Sarà perché ti amo, Mamma Maria e Se mi innamoro. No? Sicuramente sarà così. Segnatelo che sicuramente sarà così. Partono le scommesse. Giocatevela, vai. Partono le scommesse. Allora. Sentiamo un'altra notizia di livello. Di livello che tra l'altro riguarda un territorio che ci appassiona molto, il territorio di Treviso. E se vogliamo provare a chiamare il Nick a tradimento così, secondo me non risponderà. Proprio. Però così. Già che non se l'aspetta, quindi tutto improvvisato. Vai, vediamo. Nel frattempo, cosa è successo? No, linea occupata, chissà con chi cazzo è. Sarà con Antonio Orazio. Il fattorino della gente. pizza era il suo collega in malattia. Treviso apre al fattorino della pizza, era il suo collega in malattia. Scandalo nell'azienda di trasporto di Treviso. Qualche giorno fa un autista mom si fa consegnare a casa una pizza da un ristorante dell'Interland. Ma attenzione, perché quando apre la porta per ritirare il suo cartone scopre che il fattorino in realtà è un suo collega autista che da tempo lavorava con un'esenzione per malattia, con turni e tratte agevolate che gli hanno consentito, negli anni, di avere il tempo libero da dedicare a un altro lavoro e di conseguenza di percepire un altro stipendio. Non solo il fattorino è anche rappresentante sindacale della RSU Will Trasporti Treviso. La storia, raccontata dalla Tribuna di Treviso, è venuta alla luce perché i suoi colleghi hanno tappezzato la sede MOM di Treviso con una serie di vignette satiriche che ritraevano l'autista fattorino con in mano un cartone della pizza a domicilio. Posso chiedere una cosa? Ma è legale una roba del genere? Cioè tu puoi avere delle esenzioni dal lavoro per malattie E avere un altro contratto. e avere un altro contratto No, perché nelle ore per fa cui tu... concorrenza, Cioè, fa concorrenza con l'azienda presso la quale tu lavori. Quindi, cioè? nel senso che se il fattorino adesso non ho capito Spieghiamo bene. bene la C'è normativa, il facciamo fattorino, barbari no, eleganti, facciamo cultura. barbari eleganti per il sociale, no? Poi se c'è qualcuno all'ascolto che vuole intervenire, però dovrebbe essere così. Se un fattorino si prende la malattia, quindi ha un contratto di lavoro con Sì. dipendente, mettiamola così, si prende la malattia e va a fare il fattorino da un'altra parte. Sì, no, vabbè, ma qui penso intendeva esenzioni dovute a una sua malattia. No, beh, se esenzioni dovute a una malattia, Non poi so, ti se faccio c'è un'interrogazione di c'è la diritto del lavoro. c'è la Dai, malattia, sì o Gazzola, no? risponda agli esami. C'è la Sei malattia, un... sì o no? Sembrerebbe di sì dall'articolo. A me non sembra, se vai in giro a consegnare le pizze non mi sembra tanto malato, giusto? Giusto. So, anche Tancredi conferma con me, quindi... Ma infatti io vorrei dire, questo si ricollega abbastanza a quanto è stato detto nella scorsa puntata in cui sono stato presente, lì relativamente allo sciopero, la cosa che unisce, abbiamo sentito, i sindacati. Diciamolo, aboliamo i sindacati, e questa è la morale della favola. Sarebbe Perché un o con mondo le truffe tutto o con lo più sciopero, semplice, insomma. e bello e pulito. Quindi appunto è illegale, vergognoso, aboliamo i sindacati. Giusto, la diretta conseguenza. Per una volta che non siamo a Napoli ci sono di mezzo i sindacati. No, dai. Assolutamente Salutiamo tutti gli amici napoletani. Salutiamo tutti gli amici napoletani. Certo, tutti i pizzaioli. certo. E invece a me ha messo parecchia ansia, devo dire, Sì. la notizia di questa modella digitale creata con l'intelligenza artificiale che guadagna migliaia di dollari al mese. Cioè, Aitana si chiama. Aitana. Noi adesso viviamo in una società, parte una società che pensa solo ai consumi, consumistica, dove capitalistica, Vabbè, dove capitalistica è si cosa buona e si giusta. corre per produrre, si cambiano i vestiti ogni giorno, Questo non va bene. si Vabbè, inquinano un aspetta, si casino. cambiano i vestiti ogni giorno, meno male, anche No, perché beh, c'è si gente... cambiano- Lui si riferiva al... Nel anche senso, perché io mi riferivo all'acquisto. salendo su certi mezzi pubblici a No, Milano io- si nota che certa io mi gente non riferivo cambia i vestiti ovviamente ogni all'acquisto, giorno. no? Io mi riferivo ovviamente all'acquisto. C'è TikTok che ha preso il sopravvento, vedi in Cina masse di rincoglioniti che si mettono lì col telefono su un ponte a fare il loro Sullo content stretto, magari.
content, come li chiamano, fare i content Sì. creator, quelle robe lì, e quindi il mondo praticamente dietro a uno schermo. E poi a quanto pare adesso anche quelle modelle che dovrebbero essere, diciamo, prese da esempio dalle ragazzine, che di solito avviene così, no? Vedi, le modelle sono prese ad esempio da tutti, anche queste adesso vengono sostituite da queste modelle artificiali create con intelligenza artificiale, perfette in termini senza di smagliature, estetica, senza di rughe, bellezza, senza eccetera, cellulite. che secondo me manderà ancora più in depressione tutte quelle malate che già seguono Vero, vedi vero. E si sentono Ferragnez, in eccetera, si difetto. sentono già in difetto di loro. In più e sono anche fragili, perché poi dalla pandemia in poi siamo tutti più fragili, no? Questo è Quindi vero. chi era più fragile prima oggi lo è ancora di più. E quindi poi si mettono a seguire queste modelle artificiali e chissà quanti problemi sociali creerà sta roba qua, oltre alle modelle che perderanno il lavoro. Sì, sì. Oltre Ma che quello guarda, lì è il allora, meno, che quello lì è il meno. secondo me la gente alla fine continuerà a preferire le donne in carne ed ossa rispetto alle Io lo modelle fatte con spero, io lo l'intelligenza spero. artificiale. Però Però una fetta di popolazione magari è un po' più fragile, magari qualche hikikomori, visto è un tema sì, sicuramente che da non son pochi, approfondire, che non son sono pochi. pochi, soprattutto tra i giovanissimi sono sempre di più quelli che preferiscono stare rinchiusi nella propria cameretta davanti a un computer rispetto all'uscire all'aria aperta, conoscere persone in carne ed ossa. Però secondo me alla fine vinceranno sempre le persone in carne ed ossa, le ragazze vere. Almeno non so voi ragazzi, ma io Speriamo, preferirò sì. sempre una bella ragazza in carne ed ossa che un'immagine fatta con l'intelligenza Sembra di stare in Blade artificiale. Runner 2049, ma non lo siamo in questo Sì, caso. infatti. Esatto, cioè anch'io chiaramente preferisco sempre la ragazza in carne ed ossa, ma il vero punto è, adesso magari di questa nella foto ce ne possiamo anche accorgere, ma quando miglioreranno ancora e non ci Esatto, accorgeremo esatto. più, Un come giorno cazzo sarà si fa? pericoloso, veramente. Sarà veramente Blade Runner 2049. Vero, vero, vero. Soprattutto, non so se vi capitano anche a voi i TikTok con le canzoni cantate magari dalla voce di qualche altro cantante rimodellata con l'intelligenza artificiale. Assolutamente Tipo, non so, sì. vi faccio un esempio: Flowers di Miley Cyrus, però cantata con la voce di The Weeknd. È tutto un mondo Cioè, parallelo ed che è si sta pericolosa venendo una a roba del creare, genere. che si sta venendo a creare, che si perfezionerà sempre È di più. pericolosa. Noi Si ovviamente non perfezionerà dobbiamo sempre andare di più. contro a prescindere, come dice ad esempio Matteo Salvini, una cosa su cui io sono assolutamente d'accordo No, con lui, io che non bisogna andare contro il progresso a prescindere, però bisogna stare molto attenti. Dobbiamo usare l'intelligenza artificiale con intelligenza e soprattutto a nostro favore. Che non ci si ritorca contro. Ecco, riuscite ad ottenere 100.000 followers, questa modella creata $4.000 con l'intelligenza artificiale mensili per una persona, per i suoi sviluppatori. per gli sviluppatori, sì, perché poi li guadagna lei, che è una persona che manco esiste, quindi gli sviluppatori. Esatto, Magari a esatto. Vittorio piacerà sta cosa qua. Ma Vittorio sicuramente dirà che è d'accordo e bisogna agevolare il libero mercato. Ma su quello sono d'accordo anch'io, però chiaramente ci vogliono dei limiti anche per quanto, come dicevo prima, il copyright e l'uso dell'immagine e della voce di qualcun altro. Qualche anno fa si partiva con Facebook, dove le chiacchiere che facevi al bar si trasportavano su Facebook, su questa piattaforma, che era la novità qualche anno fa, e ha dato voce a tantissime persone, chiaramente, però anche con delle conseguenze e dei difetti, perché poi chiunque poteva dire la sua. Tutta la stupidità che prima stava chiusa nei bar, adesso è sui commenti finché era sui una chiacchiera che social. facevi al bar, finiva lì. Adesso invece viene amplificato tutto, si creano le fake news facilmente. C'è stato anche un dibattito, mi ricordo qualche anno fa, sulle fake news, eccetera, eccetera. Adesso invece si sta arrivando a queste nuove frontiere che sono sempre più pericolose. Ma infatti il progresso non va fermato, però bisogna controllarlo, perché Bisogna poi saperlo gestire. anche Cioè. adesso relativamente recente si parlava anche di ChatGPT, e anche lì se gli studenti poi per esempio iniziano ad utilizzare quello per fare i temi e quant'altro, poi non sono più capaci di fare i temi, ecco. No, non è vero, però un paio di volte l'ho usato per schematizzare alcune cose. Ci sta assolutamente,
però bisogna che poi a un certo punto subentri anche il buonsenso, perché poi se iniziamo a mancare di buonsenso finiamo con le modelle digitali. Esatto. E poi un giorno arriveremo a questo punto, direi, alle prostitute digitali. Vabbè, su quello Che Vittorio, già ci sono, su che quello già ci Vittorio, che già ci sono, a Vittorio su questa cosa sarebbe sicuramente molto d'accordo, infatti poi gli chiederemo un commento audio su questa cosa. Tu Phil invece che dici? Sì, il controllo però spetta anche alle istituzioni, in questo confidiamo non solo al Parlamento ma anche in Giuliano Amato. Sì, anche perché se visto la confidiamo sua nel Parlamento, recente nomina, abbiamo capito che il Parlamento negli ultimi 20 anni non è Insomma, proprio affidabile. Insomma, Ma per speriamo carità, quanto meno, ci sono i parlamentari bravi che lavorano, però insomma. No. Giuliano Amato. C'è anche chi lo nomina, Giuliano Amato. Vero, c'è anche chi lo nomina Giuliano Amato. E detto ciò, All'insaputa del Premier, poi tra l'altro. all'insaputa del Premier. Vabbè. Va bene, L'Italia allora è bella. noi vi ringraziamo per averci seguito in questa puntata molto leggera, molto tranquilla, un po' sottotono, molto non sopra le righe, che vabbè è piacevole, ci può anche stare, e vi diamo appuntamento a questo punto, se saremo ancora vivi, lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, con i Barbari Eleganti. Ringraziamo il buon Phil e il buon Tancredi per essere tornati qua con noi. Vi Tornate quando ringrazio volete. io. Grazie. A settimana prossima. Buona E, Schlein a tutti. come sempre, viva i piedi.